Martedì in Senato il PD voterà contro il disegno di legge Calderoli sull'autonomia differenziata. È un testo che genera confusione normativa e privo delle necessarie risorse finanziarie. Queste le motivazioni dei Dem veneti. Il nostro sarà un voto contrario non perché non siamo per l'autonomia, ma perché pensiamo che questa autonomia che rischia di prodursi con questo testo non sia l'autonomia giusta, cooperativa, federativa, a favore dei territori, magari concentrata su alcune materie che noi pensavamo si dovesse realizzare. Il PD Veneto definisce questa autonomia come un'arma della Lega da brandire in vista delle europee, ma di fatto un testo lontano dall'originale, da quelle 23 materie sempre chieste da Luca Zaia. Le 23 materie non possono essere applicate tutte subito, come si è detto, perché è stato approvato un emendamento che prevede che lo Stato possa riservarsi di non negoziare su alcune materie, come noi avevamo proposto, addirittura proponendolo che questo venisse in Costituzione. Non è possibile che l'istruzione, cioè la scuola, diventi una materia regionale, o l'energia o le grandi reti di comunicazione. I dubbi poi riguardano i LEP, i livelli essenziali delle prestazioni. La nuova norma ha introdotto un aspetto importante, che è quello del cosiddetto monitoraggio, cioè ti do i soldi per gestire la competenza e li individuo il primo anno, ovviamente. Negli anni successivi, ogni anno, si fa la verifica se c'è la corrispondenza dentro un quadro come dire, più generale. Questa cosa smonta tutta la retorica del residuo fiscale, dei 9 decimi. Oltre all'autonomia, il PD Veneto dice no anche al terzo mandato per i presidenti della regione. Non ne facciamo una questione di nomi o di appartenenza politica, ma ne facciamo una questione di funzionamento della democrazia e di regole che ci devono essere. Aver esercitato per 10 anni un potere esecutivo, ti chiami Zaia o ti chiami Bonaccini, nel caso di Zaia sarebbero già peraltro 15 anni, non 10, nel caso di Bonaccini non potrei che essere favorevole a far continuare un bel suo lavoro, però non c'è dubbio che la democrazia prevede che i poteri non possono essere concentrati, perché la legge prevede attuale che i poteri non possono essere concentrati per troppo tempo in una sola persona.